Da una vita sentiamo parenti, amici, conoscenti, credimi, staccherei la spina e me ne starei per mesi e mesi senza fare niente, con una mamma supernauta, a tagliare la televisione, a leggere qualche libro. E appena si è presentata l'opportunità, col lockdown, già dopo 15 giorni, smaniavamo proprio come fuori perché non sapevamo che cosa fare. E quindi è stata un'occasione perduta per certi versi, specialmente per quelli della mia età, perché avremmo approfittato veramente di un'occasione forse unica per poter leggere di più, non solo, ma poter anche riflettere soprattutto su una cosa. Ma noi come siamo oggi e come eravamo ieri? Cioè, il gusto che c'era nel fare le cose di una volta, ma ce lo abbiamo più. Oggi la mattina ci alziamo, mettiamo una cialda alla macchinetta già accesa, e viene fuori il caffè. Una volta, 50 anni fa, 60 anni fa, questo era un rito. Ogni famiglia aveva qualcuno addetto al rito di culare un caffè, perché c'era la cuccumella, ve la ricordate, la caffettiera napoletana, che era formata da due caffettiere messe una sopra l'altra. Quella superiore aveva, diciamo, il caffè, quella sotto aveva invece l'acqua. Ecco, si metteva sul fornello, faceva portare l'acqua in ebollizione, appena l'acqua bolliva e quindi cominciava a evaporare, si girava la caffettiera, quella di sotto andava sopra e viceversa, e per caduta, per forza di gravità, giustamente, quest'acqua bollente andava scendendo, attraversava, diciamo, il caffè e quindi colava a poco questo caffè abbastanza concentrato nella caffettiera di sotto. Quando era sceso tutto, si smontava la parte superiore, restava solo quella inferiore col manico e si versava direttamente nelle tazzine. E questo era un rito, ogni mattina si colava il caffè, c'era qualcuno in casa che colava il caffè. Io potevo avere 8-9 anni, abitavamo al pian terreno col giardino e mi ricordo che d'estate, quando non c'era scuola, me ne stavo per mezz'ora, a volte anche 3 quarti d'ora, a aspettare che nell'ammezzato un'anziana signora chiamasse sua figlia che faceva le faccende domestiche di prima mattina per chiederle: Mariannina, che era il diminutivo di Marianna, Mariannina, uculash tu caffè? E ogni mattina Mariannina rispondeva: prima mi lavi mano e poi uculo. E io aspettavo quel momento che era per me un momento magico. Diciamo pure che adesso questo gusto forse non c'è più, adesso siamo troppo abituati a vedere una società troppo evoluta probabilmente, anche gli anziani, mettendoci pure me che sono anziano. Ecco, non siamo più valorizzati, non siamo più una risorsa, forse perché siamo pure troppi in Italia, non lo so. Prima gli anziani venivano rispettati di più che nella nostra società, siamo sinceri, anche se qualcuno magari non era poi tanto saggio. Sto pensando al cavaliere Saitta, che negli anni 70 a un mio parente che faceva il medico, ci si presentò all'ambulatorio e ci disse: dottore, io anche se ho 87 anni vorrei che lei mi rimettesse un po' a nuovo. Guardi, se lei non solo sta bene, ma tra l'altro è molto benestante, di salute è tutto a posto, che problemi ha? Mi deve mettere a posto, mi deve dare dei ricostituenti. Cavaliere Saitta, dov'è il problema? Ho messo incinta una ragazza di 27 anni e la vorrei sposare. Oh, bella, ma alla sua età si vuole maritare. Eh sì, perché è giusto, visto che l'ho messa incinta, che la sposo. Guardi, cavaliere, ci fa il medico. Io sono convinto che lei sta facendo una cosa giusta, però le voglio raccontare un episodio. Uno zio mio, negli anni 60, era patito della caccia grossa e non se lo poteva permettere, per cui metteva sempre da parte il risparmio. Dopo 10 anni, finalmente, aveva messo da parte un bel gruzzolo per poter andare con gli amici a fare la caccia grossa in Africa. È emozionatissimo, arriva in Africa. Non riesce a dormire neppure la notte al pensiero che l'indomani mattina farà la caccia grossa e l'indomani mattina, stordito, diciamo, dal sonno perso, anziché prendere il fucile nella stanza dell'albergo, prende l'ombrello. Appena si ritrova, diciamo, un leone davanti durante la caccia grossa, mio zio che cosa fa? Prende l'ombrello, glielo punta, pum, il leone morto stecchito. Secondo cavaliere Saitta, dottore, non è possibile, qualcuno ha sparare al posto suo.
Ed è quello che ci sto facendo capire, cavaliere. Qualcuno sparò a polso suo. Casa è l'ultima. In ufficio entra il capo. Vi ho già detto tante volte che quando si lavora non si fuma. E chi sta a lavorare? Casa è l'ultima. Sono qua, puntuale, perché lo so che voi aspettate questo momento, lo sappiamo tutti. Lo sai cosa c'è alle mie spalle? Vieni qua, non ti allontanare! Lo sai cosa c'è alle mie spalle? Lo sai, non lo vedi perché ci sono io. Allora, chiama i numeri in sovrimpressione. Oggi è una puntata pazzesca. Pazzesca, televedite così non ne ho mai viste. Ma non mi fate arrabbiare, signori miei. Non mi fate arrabbiare, io non vi devo propinare le cose. Io ve le devo, vi devo dire, abbiamo voi telefonate in fiducia. In fondo di cosa parliamo? Di bruscolini, 28.000, 30.000, 280.000. Cosa sono per te? Vieni qua, che ti faccio vedere una cosa. Allora, oggi, prendi l'arte e mettila da parte, perché noi siamo così, signori miei. Oggi lui, ti prego, ti ho pregato per venire qua nella mia galleria, perché signori miei, questa è la mia galleria, questa è casa mia, qua non paghiamo l'affitto da anni, perché non lo paghiamo l'affitto se voi non... Lo capite sì o no che non lo paghiamo? La proprietà, capite, è di nostra proprietà, ci sono i quadri qua, se tu non chiami e non compri, noi come paghiamo? Come ci... Lo capisci o no che devi avere l'arte a casa tua? Allora, facciamo una... È qua lui, è qua per te. Tu digli cosa vuoi, digli un'estemporanea. Lui oggi c'è, ti prego, inginocchiati anche tu. Diglielo che oggi... Questo è, signori miei, un solvente per il colore. Lo capite sì o no? Quando andate a mare e vi mettete la maschera, la puliamo col pulivetro? No! Cos'è l'opera d'arte? La saliva che dà quella trasparenza sia alla maschera per vederci meglio, signori miei, che al colore. Rido perché mi diverto, capite perché mi diverto? Vai a registrare, vai a fare l'estemporanea, vai. Allora, abbiamo il primo quadro. Signori miei, la prima opera d'arte. Nel frattempo sento che i telefoni squillano. Questo è fatto col sistema di prima. Allora, questo è un quadro, lo vedete, no? Una moto e un signore che guida. Il quadro si intitola Moto al luogo, signori miei, perché ci andiamo con la moto in un luogo, quindi è vieni che te lo dico il prezzo. Non c'è bisogno che adesso dici a tua moglie a casa, mentre hai la frittatina in mano, chissà quanto costa. Te lo dico io, di quanti mesi siamo qua indietro? 31.000 euro ed è tuo. Bonifica direttamente 31.000 euro. Le senti le telefonate che arrivano? 31.000 euro per un moto al luogo. Che così con la fantasia, dice l'autore, no? A casa puoi andare dove cacchio vuoi con questo. Tu ti siedi vicino al quadro, portami in Egitto. E sei in Egitto. Andiamo poi, signori miei, qua ci arriveremo dopo, che questa sì che è un'opera d'arte. Qua, signori miei, abbiamo una chicca. Cosa fai in fondo? Vieni qua. Abbiamo una chicca. Questo si chiama zicchinetta. Quest'opera è un azzardo, signori miei. Quest'opera è un azzardo, ma bisogna vincerla. Te la devi guadagnare. Venduto! Quello l'abbiamo venduto. L'abbiamo venduto, signori miei. Ci siamo garantiti un altro anno insieme a voi perché abbiamo trovato il pollo. Il pollo. Mangiamo pollo stasera, lo capisci che ci portano il pollo stasera? Allora, ci siamo garantiti, ce lo siamo garantito, venduto, cambiamo quadro. Mentre Zicchinetta continua, vedete che non è una sigaretta, la vedete? Quello è uno spazzolino, perché il tocco, quello mentre gioca a carte si lava i denti. L'hai visto mai tu? Nemmeno io. Allora andiamo. Vedete questa silhouette? La state vedendo? La vedete? Questa è un'opera d'arte bellissima, signori miei, che ramazza a terra, che insomma spazza. L'opera si intitola
Escopazza. Signori miei, Escopazza è un'opera... Vieni quando parlo di Escopazza! Vieni! Perché Escopazza è un'opera dell'omonima autrice Escopazza, che è spagnola. Un'autrice spagnola, Escopazza. È come dire, è un autoritratto? No. Però, quando tu sei a casa che hai 8 figli e gli dici non mangiare il panino e se lo mangiano, che hai mangiato adesso, è il primo, è il secondo, è il terzo, e te la fai sempre a ramazzare, esci pazza o no? E quindi la nostra grande autrice spagnola, Escopazza, signori miei, è riuscita così, c'è riuscita a farsi un'opera d'arte, un autoritratto di spalle. Ma voi pensate che è difficile? Come fai? Ti metti di spalle? Come te le vedi le spalle? Come? Ti devi dipingere allo specchio. Porca miseria, è facile. Venduta Escopazza. Grazie signore, grazie. Grazie che abbiamo venduto Escopazza. L'abbiamo venduta. Vendendo Escopazza, signori miei, possiamo andare subito al finale. A questo finale incandescente, capite? Perché il finale incandescente, eccolo qua. Ecco qua, quindi è Trattenuta rossa. Oggi la nostra opera d'arte è Trattenuta rossa, Costrizione rossa, Soppressata, signori miei, la soppressata che potete mettere dove volete anche in salotto. Andiamo, vedete i colpi di pennello, le pennellate, fai vedere le pennellate. Vai sulle pennellate, sui colpi di pennello, vai. Estemporanea, finita. Dammi l'estemporanea. Dammi quell'estemporanea. Dammi l'estemporanea. Signore, la regola del 3. Le cose si devono chiedere 3 volte. C'ho un'opera d'arte, me la dai? Me la dai? Sì, l'estemporanea. Signori miei, eccola qua. Oggi l'ha dipinta in verticale a testa in giù. Ma questa è una cosa pazzesca! Come fai a dipingere l'opera d'arte in verticale? Se io giro il foglio, guarda, se io lo giro, e se di nuovo in verticale è uguale! Lo capisci che come lo giro, come la metti, guarda! Non è un gioco di prestigio, guarda, lo vedi? Fallo tu, venitela a prendere, no? Per venirtela a prendere, la devi pagare. E la paghi 9.999 euro se prendi tutto. Guarda, siamo noi. Noi siamo Prendi l'Arte. Vieni per salutare, vieni per salutare. Noi siamo Prendi l'Arte. Ecco la statua, ha la mano prensile, guarda! Prendi l'arte e mettila da parte. Una volta che ci hai conosciuti, non ci chiamerai mai più. Ciao. Come fai? Perché la statua può pigliare un foglio, non lo so. Non ve ne andate da qui perché sono cordapatico. Ma tu che hai Slegatemi di corsa, per favore. Vai, tu. Slegatemi perché... Ragazzi? Zicchinetta. Ragazzi, sono cordapatico, slegatemi per favore, non posso scendere. Ma devo stare dopo tutta la sera. Ragazzi, scherzavo. Su, tornate, vi prego. Che sta facendo? Storia. Sempre lo stesso quaderno? Vabbè, zio, ho gli appunti. Beh, tesoro che ti lascia con mia per fare... Muculao che c'è... Quando pigliai questa storia ieri? 10. Domani a pigliare il 13, perché su storia con zio fa 13. E basta, non ce n'è storia. E poi ti faccio un bello regalo. A proposito di regalo, ma tu non mi dovevi portare a Poligono? Buoni. A Poligono? Ma quando mai? Ho parlato di Poligono. Tu l'hai detto. Io non l'ho detto Poligono. Io tu mentre ti studiavo la storia, tu mi dicesti, zio, com'è che i soldati della guerra mondiale sparavano? E ti ho detto, si allenavano che i boatti. Cioè, le boatti ci sparavano per la mira. Oggi c'è il Poligono. Poi un giorno te lo farò vedere. Chi tu ti dissi? Tu t'abbi... comunque, se fai il bravo te lo faccio vedere. Ora ti faccio tutto domani a trabocchetto. Quando cominciamo la prima guerra mondiale? 28 luglio 1914. E quando finì? 11 novembre 1918. E la seconda? Ha cominciato l'1 settembre 1938. E quando finì? Ed è finito il 2 settembre 1945. A posto, bravo, sai, bravo.
Il poligono? Tu mi tasti. Beh, Sì, vero. andiamo, tecca. Mettilo dopo. Mettilo Ma dopo. chi è sto coso? Ecco chi è sto cosa, non ne possiamo muovere, siamo ancora pisicca, c'è il saponetto, non scivola alla montagna, la montagna che scivola col saponetto. Sì, ma quale saponetto? Maometto, Che che sbagliai, sapone, Maometto. non ho sbagliato, dice il poligono, dai che poligono. Vai, zio. Sparo? Vai, vai, vai. Ah, poi pimmira. Così. Said, fatti picchino a piattello. Ma quale piattello, zio? Per te ci vuole la pignata. Fatta storia, Sì. e a pigliare 14. Fai due interrogazioni e picchi 7 e 7, quanto fa? 14. Ma quante cose con la telecamerina, c'è gente che con la telecamerina ci va a sciare, si butta col paracadute, ci va sulla bicicletta, ci va a fare surf, quante cose con la telecamerina, con la motocicletta, si ettano dei palazzi, ma cose dei pazzi, con una telecamerina, io pure l'ho comprata la telecamerina, l'ho tenuta un pomeriggio, da brivido, vi faccio vedere il video che ho fatto con la telecamerina. Tre ore di tetto con la pala che gira, troppo emozionante, io mi scatenavo. Veramente, ora lo carichiamo, dai che c'è qua. Ora carico il mio, ti faccio vedere quante visualizzazioni che fa questo video, spaccamo. Porca miseria, non mi entrano più i pantaloni che utilizzavo per andare insieme. Ma questa è me che sono ingrassato così tanto. Alexa, mi sa che devo cominciare a bere la tisana ventre piatto. Dopo quello che ti sei mangiato durante la quarantena, con la tisana ventre piatto, ci devi fare colazione, pranzo, cena e ti ci devi lavare pure i denti. Ma mica sono ingrassato così tanto, si chiudo. Amici d'insieme, vado a pesarmi, così dimostro ad Alexa che sono sempre uguale. Bilancia, cosa mi dici? Si prega di salire uno alla volta. Come salire uno alla volta? Sogno solo. Te l'avevo detto. Sogno circondato. Amici d'insieme, non posso venire. Devo dimagrire. Ciao.